Ci siamo, dopo i video di oggi, domani e dopodomani, ci sarà il giorno 29 luglio un video su questo canale di riassunto e resoconto di tutto questo mio anno su YouTube, il primo anno su YouTube di Vets Economy. Oggi torniamo a parlare di imprese e lo facciamo con una pratica tanto diffusa quanto potenzialmente dannosa per l'impresa stessa. Per parlare di acquisto di azioni proprie ho bisogno che voi sappiate che cosa sono le azioni e quindi se non l'avete già fatto guardate il video che trovate qui in alto a destra. Per dirla proprio in maniera super riassunta, le azioni sono delle frazioni, delle quote del capitale sociale. Il capitale sociale non è nient'altro che l'insieme di tutti quei soldi che mettono nell'impresa gli azionisti e in virtù dei quali acquisiscono anche dei diritti. Tra questi diritti, io ne dirò solamente due, ci sono partecipare alle decisioni aziendali e godere dei cosiddetti dividendi dell'azienda. Un altro prerequisito per capire bene questo video è sapere che cos'è una società per azioni, una SpA. L'ho spiegato bene nel video qui in alto a destra, il secondo della lista, vi invito a vederlo se non l'avete ancora fatto. In quel video vi avevo accennato che esiste un requisito minimo in quanto a capitale sociale che è di 50.000 euro. Questo vuol dire che nel momento in cui aprite una SpA c'è bisogno che diversi soci versino almeno 50.000 euro. E tenete bene a mente questo requisito perché è fondamentale, esiste per una ragione. Ora come sempre farò un esempio per farvi capire bene e coinvolgiamo la nostra impresa di grissini. Vogliamo costituire la nostra SpA per fare dei grissini senza glutine e apportiamo un capitale sociale di 100.000 euro. In particolare io, che sono l'imprenditore A, metto 50.000 euro. Poi c'è l'imprenditore B che ne mette 20.000 e l'imprenditore C che ne mette 30.000. Ora, ipotizziamo che sia passato un anno e sia stato un anno molto proficuo, quindi abbiamo fatto del guadagno, abbiamo insieme guadagnato 10.000 euro e decidiamo di distribuire tutto questo guadagno agli azionisti completamente. Nel nostro caso, io che sono l'azionista A, avevo messo 50.000 euro, cioè la metà delle azioni sono possedute da me e quindi io ho diritto a metà del dividendo, avrò 5.000 euro. Secondo lo stesso ragionamento, l'imprenditore B e l'imprenditore C, che sono anche loro due azionisti avendoci messo dei soldi, riceveranno 2.000 euro e 3.000 euro. Questa è la logica di base per una SpA per quanto riguarda i cosiddetti diritti patrimoniali. Tuttavia, c'è bisogno che io vi precisi questo fatto. Le azioni possono non sempre essere ordinarie, ci possono essere altri casi particolari che non tratteremo però in questo video per non complicarci la vita. Azioni non ordinarie portano con sé privilegi diversi, dei quali probabilmente parleremo in un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto se vi interessa. Abbiamo quindi ora tutti gli strumenti per capire che cos'è il buyback azionario o acquisto di azioni proprie. Questo si verifica nel momento in cui a comprare le azioni di una società non è un soggetto terzo, non è un imprenditore, ma la società stessa. Mi spiego meglio. Sapete già che un'impresa al proprio interno può avere diversi asset, tra i quali anche del denaro, dei soldi. Ora, come si può prestare del denaro o investire in macchinari, si può anche procedere all'acquisto delle proprie azioni. Tornando al nostro esempio dei grissini senza glutine, la nostra impresa aveva visto l'imprenditore B sottoscrivere 20.000 euro di capitale sociale. Questo imprenditore è deciso a questo punto di vendere queste azioni sempre a 20.000 euro e la nostra società li compra. Ora, qui si aprono i problemi. Siamo in grado ora di capire per quale motivo esiste il vincolo dei 50.000 euro quando si costituisce una SpA. Per quale motivo esiste questo vincolo? Perché ad una società servono capitali. Il capitale sociale però, come vi ripeto e vi ripeterò sempre, non è un prestito. Attenzione! Un prestito è quando i soldi hanno una scadenza, tu a un certo punto li dovrai restituire. Con le azioni non funziona così, le azioni non hanno una scadenza. Se acquistate delle azioni, i soldi potete recuperarli solo e unicamente vendendo quelle azioni, ma la società non cambia nulla ed è proprio questo il punto. Il capitale sociale, anche detto capitale proprio, è un capitale stabile, non è soggetto a un vincolo di restituzione ed è palesemente molto più conveniente rispetto ad un prestito. Il prestito lo devi restituire, il capitale sociale no. E a questo punto dovremmo realmente aver capito l'importanza del capitale sociale. Se un'impresa si fa prestare dei soldi, più se ne fa prestare, più diventa instabile. Se invece si finanzia col capitale proprio, a quel punto rimarrà solida. Detto questo, torniamo quindi all'acquisto di azioni proprie e vediamo che cosa comporta. Prima avevamo detto che ogni azionista ha diritto a dei dividendi, quindi alla distribuzione dell'utile,
in base alle quote che possiede. A questo punto però abbiamo una situazione particolare, perché io ho il 50%, il socio C ha il 30%, ma il 20% ce l'ha l'impresa stessa. E visto che non avrebbe alcun senso che un'impresa distribuisse utili a se stessa, questi soldi andranno agli altri azionisti. E questo è esattamente il lato positivo, cioè nel momento in cui un'impresa acquista delle proprie azioni, gli azionisti guadagnano più dividendi sostanzialmente. C'è però anche il rovescio della medaglia. Esistono tantissime leggi che pongono molte limitazioni a questa pratica, l'acquisto di azioni proprie. Proprio perché è una questione molto pericolosa questa. Come vi ho detto prima, il capitale sociale serve a garantire un finanziamento stabile all'impresa. L'azionista che mette dei soldi nella propria impresa non li chiede generalmente indietro. Se però la società stessa che sta acquistando le proprie azioni, capite benissimo che è come comprare una fetta di se stessi. È una contraddizione in termini. Il problema principale è che la società sta apportando del capitale a se stessa. Io prendo 5 euro dal mio portafoglio e li metto nel mio salvadanaio. Non mi sono finanziato così. È come se tu avessi bisogno di un prestito per comprare casa e cercassi quei soldi nel tuo portafoglio. Non ha tanto senso. E capite anche voi che è problematica quindi questa situazione e che quindi c'è bisogno che sia fortemente regolamentata, perché altrimenti succede una cosa che in economia viene chiamata annacquamento del capitale. Questo fenomeno accade nel momento in cui formalmente l'impresa ha un capitale sociale molto alto, ma se ci vai bene a guardare dentro, la maggior parte delle azioni le possiede la società stessa e quindi non è una reale fonte di finanziamento. Prima di passare alla citazione economica, questo è stato un video realmente complesso, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete riusciti a capire tutto quanto e se avete delle domande. Mi raccomando, se avete delle domande chiedetemi perché sono qui sotto nei commenti apposta per rispondere ai vostri dubbi. Non ho voglia di fare niente, ma anche questo supera le mie possibilità economiche.